Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. E quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi è arrivata una notizia confortante dal Regno Unito, dal cuore della civiltà anglosassone, che è la civiltà che ha figliato e sostanziato l'idea stessa di libertà individuale e che però purtroppo poi ha anche figliato e sostanziato, diciamo, l'ultima ideologia che in ordine di tempo ha attaccato e attacca la libertà individuale, e cioè il wokismo, il conformismo politicamente corretto, che appunto nasce nel mondo anglosassone e diciamo da ambo le sponde dell'Atlantico, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, poi deflagra in tutta Europa e che oggi però è palesemente in arretramento negli Stati Uniti, ufficialmente da quando è stata certificata la vittoria di Donald Trump, che è anzitutto la vittoria di un'agenda radicalmente anti-wokista, e ora arriva un segnale anti-wokista dal Regno Unito e da una delle sue massime autorità, insospettabile, cioè la Corte Suprema del Regno Unito, che ha stabilito per sentenza che le persone transessuali e transgender non possono essere definite legalmente donne. Nella fattispecie la sentenza riguardava una diatriba a proposito della legge britannica sulle pari opportunità e sul modo di intendere appunto la definizione di donna in tale dispositivo legislativo. Ebbene, la Corte Suprema del Regno Unito, giudici uomini e donne all'unanimità, ha chiarito che la definizione di donna nella legislazione sulle pari opportunità del Regno Unito è da intendersi riferita alle persone nate biologicamente di sesso femminile. Virgolette, sulla dichiarazione del giudice Patrick Hodge, ha chiarito che i 5 giudici della Corte hanno stabilito all'unanimità che i termini donna e sesso nella legge sulle pari opportunità si riferiscono a una donna biologica, si riferiscono a un dato di realtà, addirittura minimo, diciamo, cromosomico, e per questo dannatamente reale e non condizionabile, mutevole, intercambiabile, ignorabile in base alle pattugne ideologiche. Ma addirittura nella stessa sentenza la Corte ha aggiunto, e non è una specifica casuale, è proprio il cuore filosofico del problema, ha aggiunto che il concetto di sesso è binario. Il concetto di sesso è binario, è una bestemmia alle orecchie degli ideologi LGBTQ, eccetera, arcobaleno, quelli appunto della fluidità come unica forma in cui si dà l'umano, quelli secondo cui i sessi, i generi sono moltiplicabili all'infinito in base all'umore mattutino, allo stato d'animo, al desiderio del soggetto. Ricordiamo che per esempio Facebook, prima della, diciamo, svolta trampiana di Zuckerberg, arrivava a conteggiare 56 generi attraverso i quali gli utenti si potevano definire. Era la moltiplicazione dei sessi, la fluidità dei sessi e quindi fondamentalmente la desessualizzazione dell'umanità. Perché i sessi erano appunto moltiplicabili all'infinito e negabili o cambiabili a seconda dell'umore del soggetto. No, ci dice la Corte Suprema del Regno Unito, il concetto di sesso è binario, cioè nella realtà in cui dimoriamo esiste il sesso maschile e il sesso femminile. È un'ovvietà saldata appunto nella realtà e quindi rivoluzionaria rispetto alle astruserie dell'ideologia, alle astrazioni dell'ideologia, ai dispositivi, alle perifrasi, ai casi di neolingua costruiti sulla negazione di questo dato minimo di realtà, che invece oggi la Corte Suprema britannica ripristina con tutta l'autorevolezza del caso.
hanno ovviamente gioito le associazioni femministe, perché chi sosteneva questa posizione erano delle associazioni autenticamente femministe, Women for Scotland per esempio, Sex Matters per esempio, che difendevano il femminile, che volevano preservare il femminile dalla sua negazione, edulcorazione, confusione, insomma che si ostinavano a dire, come ormai dal loro slogan, che il sesso è reale, contro le truppe arcobaleno, che in realtà secondo costoro sono antifemministe, perché negano appunto che il sesso è binario. Questi gruppi avevano anche il sostegno ovviamente della grande scrittrice, autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, femminista storica, donna di sinistra storica, che da tempo conduce una battaglia anti-woke, anti-relativismo, soprattutto anti-relativismo sessuale, e che ha più volte twittato, postato, dichiarato che il sesso è un dato biologico reale, e per questo è stata più volte oggetto delle attenzioni della censura woke, della stigmatizzazione collettiva, del conformismo politicamente corretto, con anche utenti che invitavano, come dire, a contestarla in modi non esattamente dialettici, via, ecco. Ebbene, oggi J.K. Rowling ha detto: sono orgogliosa di voi. La sentenza della Corte Suprema protegge i diritti delle donne e delle ragazze in tutto il Regno Unito, i diritti a essere riconosciute come donne e come ragazze. Questo ovviamente non c'entra nulla con la tutela assoluta delle... Allora, anzitutto non c'entra nulla con gli orientamenti sessuali, che sono tutti leciti se esercitati tra adulti consenzienti, e questa liceità e questa libertà va assolutamente tutelata. Ma sono orientamenti sessuali, appunto, non il sesso di appartenenza come dato di realtà. In secondo luogo, la Corte Suprema ha ovviamente ribadito che la sentenza non toglie protezione alle persone trans, che sono protette dalla discriminazione sulla base del cambiamento di sesso. I diritti individuali valgono, la libertà inalienabile degli stili di vita e delle scelte sessuali vale, ma vale anche la realtà. Il maschio è il maschio, la donna è la donna. Lo dice la Corte Suprema del Regno Unito, ed è musica per le orecchie di chiunque non abbia abdicato alla realtà. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio